Buonasera a tutti e a tutte. C'è ancora qualcuno che entra, ma insomma iniziamo. Ben arrivati. Allora, mi presento, sono Katia, abito a Vittorio, da anni faccio parte del comitato organizzativo della settimana sociale diocesana. Questa sera quindi è la prima serata della 22esima settimana sociale, una comunità che educa e si prende cura. In particolare questa sera abbiamo il tema della bellezza della fraternità, ricostruire la comunità alla luce di fratelli tutti. Ho il compito semplicemente così di introdurre appunto adesso e poi di condurre assieme a Don Alessio un po' la serata, questa prima serata. Ringrazio, oltre a ciascuno di voi per essere qui presenti, tutte le realtà e le associazioni che hanno del territorio che hanno consentito appunto di arrivare a questa serata, che quindi durante tutto l'anno hanno lavorato per organizzare appunto la settimana sociale. E i nomi sono tutti scritti alla fine della locandina, ma siccome sono scritti un po' in piccolo li ricordo molto velocemente. Chi ha partecipato è soprattutto la diocesi di Vittorio Veneto e la pastorale sociale del lavoro, ma abbiamo poi anche la scuola sociale diocesana, il settimanale diocesano L'Azione, la Caritas di Vittorio Veneto, l'Azione Cattolica, le ACLI, il Movimento dei Focolari, l'Unione Cristiani Imprenditori Dirigenti o UCID, poi abbiamo il Centro Culturale Humanitas, il Centro Culturale Giorgio Lapira di Motta di Livenza, l'Istituto Diocesano Beato Toniole Olivia dei Santi e in collaborazione con queste realtà poi abbiamo i media partner, che sono 3. Abbiamo la Tenda TV, che ringraziamo, appunto ci seguirà tutta stasera, Radio Palazzo Carli in blu e la rivista Qual Buon Vento. Prima di passare la parola al nostro caro Monsignor Martino Zagonel, consentitemi proprio un minuto neanche di esprimere un pensiero personale. Volevo dirvi che sono qui perché credo profondamente nella utilità e nell'importanza di momenti come questo, di ascolto, che vedrete appunto di confronto e di dialogo, un dialogo che sicuramente non sarà molto come quello che si vede magari a volte in TV, che non è magari forse a volte quello ideale, perché ci consentono, questi momenti appunto, ci consentono di approfondire la conoscenza dei problemi di oggi e, informati poi e preparati, ci consentono di giungere insieme a scelte più ponderate e consapevoli per il bene di tutti e per il bene di ciascuno di noi. Ecco, grazie e ora lascerei la parola appunto a Don Martino che ha il microfono qui da noi per un saluto. Allora, la cartina per essere più veloce, perché questa sera tanti parleranno, vero? Sì. Cari amici, cari amiche, buonasera a tutti. Il più cordiale benvenuti a tutti alla 22esima settimana sociale diocesana. Un saluto particolare e un grande grazie per aver accolto l'invito agli ospiti relatori, Monsignor Enrico Trevisi e Lucia Fronza Crepazzi. Indovinato il tema di questa settimana, insieme una comunità che educa e si prende cura. Mi penso membro di questa comunità. Io stesso, pur sempre bisognoso di essere educato, e insieme stimolato a prendersi cura e lasciarsi fare oggetto di cura. Quella parola insieme dice appunto, così almeno risuona in me, reciprocità. Perciò nessuna posizione di sapere arrogante, nessuna sottile presunzione, piuttosto piena fraternità, volontà di camminare insieme, disponibilità di imparare la vita sempre e comunque da qualsiasi fratello e sorella come me viandanti in cammino. Ovviamente senza rinunciare a rendere disponibile ad altri il po' di esperienza e di sapienza che il cammino della vita ha fatto crescere anche in me.
pura fantasia, utopia, oppure piuttosto visione e quindi orizzonte davanti a noi? Lo dice bene l'immagine del nostro manifesto. Un gruppo di persone corpo a corpo che guardano avanti in una stessa direzione. Mi piace quell'intrecciarsi di braccia a dire che il futuro non è io, il futuro è noi. Auguro quindi a tutti i partecipanti a questa settimana l'atteggiamento del discepolo che ascolta, interroga, rivede le proprie posizioni, si entusiasma e ritrova nuovo stimolo per un più generoso e concreto impegno. Come amministratore diocesano esprimo un grande grazie al comitato che ha preparato questa settimana. Hanno lavorato insieme. È nota la loro passione e competenza. Grazie, noi godiamo ora il frutto del loro lavoro. Un grazie particolare a Don Andrea, il coordinatore. Grazie Don Martino, porgo anch'io il mio saluto a tutti voi, ricordo che oggi è la giornata mondiale del gatto, amici, amiche, vale la pena ricordare. E lascerei la parola a Don Andrea Foresta, appena stato citato, coordinatore del comitato di preparazione delle settimane sociali della nostra diocesi, che ci aiuta un po' a introdurre il significato, il senso di questa edizione, la 22esima edizione delle settimane sociali della diocesi di Vittorio Veneto. Don Andrea, a te la parola. Buonasera a tutti, forse bisogna un po'... Si sente, sì. Buonasera, non voglio togliere il tempo a chi parlerà dopo di me, ma penso sia doveroso in questo primo appuntamento che apre la settimana sociale fare un po' di quadro della situazione, come siamo arrivati alla definizione di questo tema, insieme una comunità che educa e si prende cura. E il cammino inizia da molto lontano, almeno da 2 edizioni fa, quando avevamo con noi il cardinale Zuppi, che ci parlava di avviare processi più che possedere spazi, e anche con il comitato organizzatore avevamo riflettuto sulla necessità non tanto di creare degli eventi, la settimana sociale con i suoi appuntamenti, ma dei processi, dei cammini, così come abbiamo fatto già l'anno scorso, coinvolgendo i territori in un cammino di preparazione e continuando anche dopo la celebrazione della settimana sociale a portare avanti qualche cosa che potesse incidere nel tessuto delle nostre comunità cristiane. Un mese fa, incontrando degli assessori del comune di Mareno di Piave, che erano tra i comuni coinvolti l'anno scorso nel percorso che abbiamo fatto su democrazia e partecipazione, mi ricordavano che a distanza di quasi un anno ricordavano ancora quello che abbiamo compiuto lì, e è continuato il seme a germogliare, quel seme che abbiamo seminato. Quindi questo fa sperare che anche quest'anno la settimana sociale non sia soltanto l'evento di queste serate, ma sia qualcosa che matura nel tempo. Quest'anno il tema si sofferma in modo particolare sulla scuola, la dimensione educativa. Abbiamo coinvolto le scuole di Pieve di Soligo e nella seconda serata lo vedremo, e anche il mondo del terzo settore, soprattutto nell'Opitergino Mottense, qui lo vedremo nella terza serata, soprattutto con quelle realtà del terzo settore che si prendono cura di chi è ai margini della società, appunto una comunità che educa e si prende cura. Questa sera invece sosteremo un attimo sul tema dell'essere insieme, dell'essere comunità. Per chi ha partecipato oggi alla messa, la liturgia ci proponeva come prima lettura quella pagina della Genesi che parla di Caino e Abele, di una fraternità conflittuale che porta anche addirittura alla contrapposizione e alla morte. Eppure Dio ha un sogno di fraternità che continua. Ecco, forse noi siamo un po' a servizio di questo sogno di fraternità di Dio per tutta l'umanità.
La scorsa edizione della Settimana Sociale ci ha lasciato 4 parole chiave, quella di febbraio 2024, che ci preparava alla Settimana Sociale dei Cattolici in Italia a Trieste. Abbiamo qui il Vescovo di Trieste stasera non a caso e lo ringrazio. E in preparazione a quell'evento ci siamo dati 4 parole a proposito di democrazia e partecipazione, il titolo dell'anno scorso. Dicevamo che la partecipazione, quindi la comunità, si costruisce attraverso l'impegno anzitutto, uscire ciascuno dalla propria zona comfort per dare quei doni che abbiamo ricevuto. La cultura del dono era in particolare uno dei riferimenti che condividevamo e citavamo già scuola, associazioni, istituzioni come luoghi fondamentali per una cultura del dono. La seconda parola che ci siamo dati alle conclusioni della settimana sociale dell'anno scorso è fiducia. Si partecipa quando si ha fiducia, fiducia nei confronti dell'altro, fiducia nei confronti del futuro, ed è il nome della speranza a cui anche l'anno giubilare che stiamo vivendo ci sta educando. La terza parola su cui ci siamo soffermati più volte è libertà. Partecipare, costruire insieme il bene comune, l'essere comunità, significa fare esperienza di libertà, non tanto libertà da qualcosa, una libertà assoluta, ma una libertà per qualcosa, per una finalità condivisa. E infine, la quarta parola, partecipare, costruire comunità, è relazione. E citavamo Don Milani, come abbiamo fatto anche quest'anno nella seconda serata della settimana sociale. E individuavamo proprio nel Parlamento, nel luogo in cui si dovrebbe parlare, confrontarsi, crescere insieme nella relazione per il bene comune, il luogo significativo della democrazia e quindi di una comunità. È in piena sintonia quello che ci siamo detti l'anno scorso a proposito del partecipare è democrazia e partecipazione, lo sentiamo in piena sintonia col tema che poi abbiamo scelto di sviluppare quest'anno, l'essere appunto comunità, far spazio a quel noi che cresce grazie all'impegno di tutti. Ce lo ha ricordato anche il professor Pizzolato lunedì scorso nell'ultima lezione della scuola sociale diocesana che preparava a questa settimana sociale. Lui ci diceva che questo partecipare, questa costruzione del noi non è soltanto quello che si esprime nel voto, una tantum o ogni tanto, ma quella partecipazione che si costruisce quotidianamente attraverso il lavoro, attraverso quell'impegno per cui ciascuno mette a disposizione di tutti quello che può dare. È dentro la scorta di queste riflessioni che iniziamo allora questa settimana sociale che ci aiuta ad essere comunità. Prima però di andare a vedere qualche flash della settimana sociale nazionale a Trieste, così entriamo dentro e sentiamo anche la continuità di questi temi rispetto a quelli che abbiamo vissuto insieme a Trieste, permettetemi un ringraziamento, non è scontato, non è retorico, è un ringraziamento sincero a tutti coloro che sono stati citati prima, che hanno collaborato alla realizzazione anche di questa edizione. E un grazie va anche a Monsignor Corrado Pizziolo, che sappiamo tutti quanti è in Brasile, ma nelle scorse edizioni della settimana sociale è sempre ogni anno puntualmente stato presente ad avviare i lavori e a seguirli con interesse. Credo sia anche merito suo se poi anche nei momenti magari più di fatica e di difficoltà questa settimana, come anche la scuola sociale, hanno potuto continuare grazie al suo incoraggiamento alla perseveranza e alla fiducia. Allora mettiamoci in sintonia con i temi della democrazia, della partecipazione, della comunità. Al cuore della democrazia, partecipare tra storia e futuro. Questo è il titolo della 50ª settimana sociale dei Cattolici in Italia, Trieste, dal 3 al 7 luglio. Democrazia, parola di uso comune, anche nella sua declinazione come aggettivo. È ampiamente diffusa, suggerisce un valore. Per definizione, democrazia è esercizio dal basso, legato alla vita di comunità, perché democrazia è camminare insieme. Vi auguro, mi auguro, che si sia numerosi a ritrovarsi in questo cammino.
Abbiamo trovato anche il cardinale Zuppi qui a Trieste, abbiamo avuto ospite in diocesi l'anno scorso per la nostra settimana sociale a Vittorio Veneto, dove ci ha parlato di avviare processi più che possedere spazi. Come sta andando questa settimana sociale? Quali aspettative abbiamo come Chiesa italiana? Beh, qui in realtà abbiamo visto tanti spazi, cioè non è un auspicio, anzi direi che qui si raccoglie tanto lavoro, tanta presenza, tante esperienze reali di itinerari non virtuali, ma delle storie anche molte volte lunghe di partecipazione, di attenzione all'altro, di creare quello che è indispensabile, una rete di comunità. Quindi questo è già la prima grande consapevolezza, e a maggior ragione in un momento come questo, con tanta crisi di partecipazione e quindi con la democrazia col fiato lungo, a maggior ragione l'impegno dei cristiani a contribuire a un'attenzione alle cose comuni, capace di rispondere alle paure, alle diffidenze, alla disillusione. È un messaggio per la politica italiana in questo momento che potrebbe arrivarci da Trieste? A tutti, e quindi anche alla politica. La democrazia non è di qualcuno, non è che i cristiani occupano un pezzo della democrazia. La democrazia è per tutti, deve essere per tutti, e il contributo dei cristiani che devono avere questo senso della vita comune, dell'attenzione all'altro come il fondamento della convivenza, credo che hanno anche una responsabilità in più. Abbiamo raggiunto lo stand dell'Azione Cattolica, abbiamo trovato il presidente nazionale dell'Azione Cattolica. Come sta procedendo questa settimana sociale? Ma credo in maniera davvero entusiasmante. Abbiamo avuto dei momenti significativi molto importanti col Presidente della Repubblica, l'introduzione del Cardinale Zuppi, le relazioni, ma io devo dire soprattutto la partecipazione delle persone. Con un buon metodo pensato da Giovanni Grandi ci siamo incontrati nei tavoli, nei gruppi, e sta emergendo una grande ricchezza che sono certamente le persone, ma anche le esperienze di cui sono portatrici, le nostre realtà ecclesiali, le nostre associazioni. C'è una partecipazione in atto che davvero può essere un antidoto per la crisi della democrazia, può essere qualcosa che ci aiuta a rimettere un po' in circolo quella capacità di incontrarsi in maniera positiva, di costruire, di elaborare percorsi comuni. C'è tanta speranza, sono molto contento. Siamo qui con Monsignor Enrico Trevisi, vescovo della città di Trieste e della diocesi di Trieste. Due domande un po' su come la diocesi si è preparata alla settimana sociale e come la sta accogliendo. Beh, si è preparata che i primi forse che sono stati più frizzanti sono stati gli anziani delle case di riposo, che spontaneamente hanno cominciato a scrivere lettere al Papa, e si sta vivendo adesso con grande entusiasmo e con grande curiosità, anche da quella città laica e multireligiosa, un po' curiosa nel capire come mai veniva sia il Presidente della Repubblica sia il Papa per questo evento. Per cui adesso c'è un po' di effervescenza per una città, per la prima volta nella 50ª edizione, che è tutta un po' animata da tante piazze con interventi vari, tavole rotonde e con stand di buone pratiche, dove si incontrano anche tante esperienze belle che provengono da tutta Italia. Trieste è una città mitteleuropea, un incrocio di tante culture. Cosa può essere questo come stimolo per tutto il nostro paese e per l'Italia? Beh, diciamo che Trieste è costitutivamente di lingua italiana e di lingua slovena, poi nella sua storia ha accolto anche altre presenze sia religiose che culturali. Siamo un grande porto, proiettati dunque anche verso altre terre, siamo un balcone proiettato verso i Balcani, e con tutte le loro tensioni, per cui Trieste è anche una città terra di frontiera, di convivenza. Qui possiamo dire abbiamo fatto un cammino. Qui la gente, le istituzioni, le comunità hanno imparato a convivere, a rispettarsi, a stimarsi. Qualche volta ci si riesce meglio, qualche volta bisogna ancora vigilare e magari anche crescere, però è anche il segno
che non si è destinati alla guerra e continuamente ad avere diffidenza vedendo l'altro come un nemico, per cui io penso che possa essere per l'Italia, ma anche per i paesi circostanti, un po' un segno di un cammino da compiersi. Abbiamo recuperato anche i nostri delegati, la nostra delegazione è composta di 5 persone, con me qui Maria Rosa. Maria Rosa, una considerazione su questi giorni, siamo già al 3° giorno di lavoro, come sta andando? Beh, direi benissimo, è sicuramente un'occasione straordinaria perché ci sono contributi veramente molto importanti, molto qualificati e dà proprio l'idea questo essere qua insieme con tanti altri cattolici che fanno parte della vita del nostro paese, della ricchezza che abbiamo nel nostro paese e del contributo grande che da cattolici possiamo dare ad una democrazia vera, effettiva, plurale, partecipata, ma non solo a parole, nei fatti. Stamattina abbiamo parlato appunto di politica, di partecipazione, con interventi molto interessanti e precisi. C'è qualcosa che ti ha colpito in modo particolare? La necessità proprio a partire dalla nostra Costituzione di dare spazio, di dare voce a tutti. So che sembra una banalità ma non lo è, perché molto spesso preferiamo avere chi la pensa come noi, no? Che dà e che ci dà i contributi, e invece l'importanza di avere anche il conflitto, di gestire il conflitto, di gestire chi la pensa diversamente, perché questo è fattore di ricchezza, può dare ricchezza alla vita, alla partecipazione, alla vita della comunità. Uno degli aspetti più interessanti della metodologia di svolgimento dei lavori di questa 50ª settimana sociale dei cattolici in Italia sono stati gli study circle. Da considerare che più di 1000 partecipanti sono stati suddivisi in gruppi di 20 persone, gruppi disomogenei sia per provenienza, sia per esperienza, sia per età. È capitato nel mio caso di essere seduto a fianco di un cardinale. Queste 20 persone, diverse per provenienza, età, esperienza, lavoro, si sono confrontate con una metodologia estremamente interessante e partecipativa, sia nell'analizzare la situazione di provenienza, sia nel formulare proposte di intervento che nel mio caso riguardavano la formazione sociopolitica, ovvero questa fase di ascolto è preziosa per favorire la partecipazione di tutti e raccogliere le idee, anche quelle più semplici, che poi analizzate, rielaborate e sintetizzate fanno parte di un set di proposte che saranno portate alla conclusione dei lavori di questa settimana sociale. Durante questi giorni, ovviamente come delegati, siamo impegnati anche per raccogliere tutte le informazioni possibili che ci risultino poi utili per implementare dei processi all'interno della diocesi. Cosa ci aspettiamo in diocesi di poter realizzare insieme? Io credo che questa democrazia trasformativa e partecipativa trova il suo inizio e il suo humus nelle realtà locali, che sono quelle comunali, ma che sono, secondo me, anche quelle iniziative che la nostra diocesi, anche attraverso l'ufficio di pastorale sociale e le sue diramazioni nelle varie foranie, cerca di favorire sia attraverso l'azione formativa della scuola sociale, ma anche attraverso varie iniziative che sono in atto, proprio perché a partire dalle realtà di base si crei quel coinvolgimento, quella partecipazione sui problemi sociali che acquista valore politico già in realtà, ma anche un valore pedagogico per tutti. Applauso ai nostri inviati, Don Andrea e Francesco, che hanno fatto un ottimo lavoro anche dal punto di vista giornalistico. E anche Luciano. Sì, ma in particolare loro hanno raccolto le interviste. Allora, veniamo subito ai nostri due relatori. Alla mia destra Monsignor Mar Enrico Trevisi, alla mia sinistra Lucia Fronza Crepazzi. Io dico 2 parole di presentazione, eccellenza, poi lascio subito la parola a lei. Funzionerà così un po' la serata, 2 interventi un po' più corposi, il primo di Monsignor Trevisi e poi di Lucia Fronza Crepazzi. Verso le 10 tendiamo a stare dentro quell'orario, lo spazio per il dibattito in sala. Presento Monsignor Trevisi.
Vescovo di Trieste dal febbraio 2023, originario di Mantova, è stato ordinato prete nella diocesi di Cremona, conseguito il dottorato in teologia morale alla Gregoriana e ha rivestito vari incarichi di responsabilità nella sua diocesi, docente e studioso di teologia morale, responsabile di pastorale sociale e del lavoro, rettore del seminario, parroco, coordinatore della pastorale per le famiglie. Ha ricoperto anche il ruolo di assistente spirituale delle ACLI. Lo scorso luglio, come abbiamo potuto vedere anche dalla clip che è stata mandata in onda, ha accolto la settimana sociale dei cattolici che si è tenuta a Trieste e vi ha partecipato attivamente. Gli lasciamo subito la parola per il suo intervento sulla bellezza della fraternità alla luce dell'esperienza della settimana sociale di Trieste e della Fratelli Tutti di Papa Francesco. Farei un applauso di incoraggiamento per lui e anche per noi. Grazie per questo invito. Il tema è ampio, la Fratelli Tutti da una parte e poi quello che è successo a Trieste dal 3 al 7 luglio dello scorso anno nella settimana sociale dei cattolici in Italia. La Fratelli Tutti inizia con un capitolo dove si riprendono tante criticità del nostro tempo. Ecco, io non mi soffermo adesso a riprendere, a fare questo riassunto. Il capitolo si intitola Le ombre di un mondo chiuso e andrebbe aggiornato poi con tutto quello che è successo in questi ultimi 5 anni, da quando quasi 5 anni è stata scritta la Fratelli Tutti. Se pensiamo per esempio alle guerre che ci stanno ancora affliggendo sempre di più. Riporto un passo di un paragrafo che si intitola L'illusione della comunicazione. Proprio mentre difendono il proprio isolamento consumistico e comodo, le persone scelgono di legarsi in maniera costante e ossessiva. Questo favorisce il pullulare di forme insolite di aggressività, di insulti, maltrattamenti, offese sferzate verbali, fino a demolire la figura dell'altro, con una sfrenatezza che non potrebbe esistere nel contatto corpo a corpo, perché finiremmo per distruggerci tutti a vicenda. L'aggressività sociale trova nei dispositivi mobili e nei computer uno spazio di diffusione senza uguali. Ecco, prendo questo per dire una cifra, riassuntiva di questo mondo chiuso, pieno di ombre, sarebbe questa: la solitudine e l'aggressività. Rinchiusi in queste bolle che i nostri cellulari, gli algoritmi ci mettono dentro, e dall'altra parte un'aggressività estrema, a volte anche fisica, certo. Esprimono la disperazione del nostro tempo, e da qui anche il Giubileo che invece ci parla di speranza. Noi parliamo di fraternità però questa sera, e non vorrei, ripeto, fermarmi su questi aspetti negativi. Mi piace dire subito che i fratelli non si scelgono, gli amici si scelgono, i fratelli te li trovi accanto. Allora, i fratelli sono un dato di fatto. Però occorre cogliere che i fratelli sono anche una chiamata, una vocazione, ad imparare a vivere da fratelli. Uno può nascere e si trova già ad avere dei fratelli, ma riconoscerli come fratelli è un'altra cosa.
Per comprendere il valore della fraternità nell'enciclica di Francesco occorre richiamare la sua denuncia di una società nella quale prevale l'organizzazione autodifensiva. Si parla di educazione, parlerete di scuola. Io sono rimasto fino a pochi anni fa dentro il mondo della scuola e di scuole superiori, dove c'era questa paura della denuncia al TAR, che portava che se anche avevi bocciato un ragazzo, poi il TAR, perché eravamo stati scottati su questo, per cui tutto bisognava fare in modo che brutto. Se pensiamo poi al mondo della sanità, anche lì occorre premunirsi, se no arrivano subito le denunce, e per non parlare delle aggressività nei pronto soccorsi. Questa mera organizzazione autodifensiva e autoreferenziale che rinchiude nella ricerca dei propri interessi personali. Su queste ha delle pagine, su questo Papa Francesco, e dice: così la parola prossimo perde ogni significato e acquista senso solamente la parola socio, colui che è associato per determinati interessi. E si rifà una distinzione famosa di Paul Ricoeur su questo. Le relazioni dell'essere socio sono quelle che sono contrattualizzate, per cui sono positive, ci mancherebbe, per cui ecco che il lavoratore è tenuto con un suo mansionario a svolgere certe cose e viceversa succede che il datore di lavoro si aspetta dal lavoratore alcune cose, reciprocamente, attese formalizzate, contrattualizzate. Per fortuna anche sui luoghi di lavoro possono nascere delle amicizie, ma l'amicizia è una relazione che invece rimanda al riconoscimento del prossimo con tutte le sue caratteristiche e unicità che lo rendono appunto unico, quell'amico. Ecco, siamo in una società, dice il Papa, dove, ahimè, il rischio è quello che abbiamo perso il significato della parola prossimo. A partire da questa rivalutazione della parola prossimo possiamo però comprendere cosa sia la fraternità. La fraternità non è solo, e cito adesso delle parole di Papa Francesco, non è solo il risultato di condizioni di rispetto per le libertà individuali e nemmeno di una certa regolata equità. Benché queste siano condizioni di possibilità, non bastano perché essa ne derivi come risultato necessario. La fraternità ha qualcosa di positivo da offrire alla libertà e all'uguaglianza. Che cosa accade senza la fraternità consapevolmente coltivata, senza una volontà politica di fraternità tradotta in una educazione alla fraternità, al dialogo, alla scoperta della reciprocità e del mutuo arricchimento come valori? Succede che la libertà si restringe, risultando così piuttosto una condizione di solitudine, di pura autonomia, per appartenere a qualcuno o a qualcosa, o solo per possedere e godere. Questo non esaurisce affatto la ricchezza della libertà, che è orientata soprattutto all'amore. Ecco, queste parole di Papa Francesco ci dicono che allora la fraternità dà qualche cosa in più alla nostra libertà. Ma la fraternità, abbiamo sentito, va educata. È un dato di fatto. Per noi cristiani poi siamo tutti figli dello stesso Padre, siamo tutti fratelli e sorelle. Però un conto è che siamo fratelli e sorelle e un conto, dicevo poco fa, che ci riconosciamo, che viviamo da fratelli e sorelle. Cioè che abbiamo quella libertà che esercitiamo
trattando l'altro come un fratello e una sorella. Questo è diverso, perché appunto esige l'esercizio della mia libertà, il rischio della mia libertà. E poi il Papa, sempre nella Fratelli Tutti, il numero successivo, il 104, dice: neppure l'uguaglianza si ottiene definendo in astratto che tutti gli esseri umani sono uguali, bensì è il risultato della coltivazione consapevole e pedagogica della fraternità. Coloro che sono capaci solamente di essere soci creano mondi chiusi. Ecco, ancora una volta, visto che anche in questa settimana sociale c'è questo aspetto educativo, vediamo che anche qua si riprende questo aspetto, la coltivazione consapevole e pedagogica della fraternità. Ecco, mi piace dire che allora l'esercizio della libertà, che è dentro la storia, dentro anche le limitazioni, i condizionamenti, i processi di crescita, come è l'educazione. Però con la parola fraternità noi riconosciamo che ci troviamo dentro delle relazioni in cui non posso semplicemente contrattualizzare il mio rapporto con l'altro, organizzarlo per una utilità fosse anche reciproca, perché c'è sempre lo spazio della libertà e c'è sempre lo spazio anche della fragilità, anche dell'errore. E sappiamo bene questo per l'esperienza, che magari tra fratelli si litiga anche. E sapendo anche che, ahimè, talvolta il litigio è estremamente doloroso. Amore di fratelli, amore di coltelli, dice un bruttissimo proverbio. Riprendo alcuni passaggi che così su questo tema mi piace adesso riprendere. Fratelli Tutti al numero 110 dice: finché il nostro sistema economico-sociale produrrà ancora una vittima e ci sarà una sola persona scartata, non ci potrà essere la festa della fraternità universale. Mi piace questo, la festa. Per cui il riconoscimento che l'altro è un fratello, che ogni persona mi è fratello e sorella, mi porta poi alla festa della fraternità universale. Ma se qualcuno invece lo lascio da parte, lo scarto, quella festa è una menzogna. La fraternità, come intesa da Papa Francesco, necessita la capacità di fermarsi accanto all'altro, e all'altro che è scartato, all'altro che è vittima. E mi piace adesso, anche se il tempo è pochissimo, per cui soltanto far venire la voglia di riprendere in mano questa enciclica, riprendere alcuni passaggi di Papa Francesco, là dove parla di questo fratello che incontri per la strada e che è incappato nei briganti, è ferito, eppure può essere ritenuto degno del dono di qualcosa che tu hai e che se lo spendi non te lo darà più nessuno indietro, che non sono i soldi, quelli te li possono anche dare indietro, ma è il tuo tempo, il tempo che tu dai, nessuno te lo può dare indietro. E mi piace allora leggere in questo bellissimo commento di Papa Francesco alla parabola del buon samaritano alcuni tratti.
Dice per esempio al numero 66, l'esistenza di ciascuno di noi è legata a quella degli altri. La vita non è tempo che passa, ma tempo di incontro. Non è tempo che passa, ma tempo di incontro. Davanti a tanto dolore, a tante ferite, l'unica via di uscita è essere come il buon samaritano. Ogni altra scelta conduce o dalla parte dei briganti oppure da quella di coloro che passano accanto senza avere compassione del dolore dell'uomo ferito lungo la strada. Non ci sono altre possibilità. O sei buon samaritano, oppure sei un brigante, oppure sei uno che passa indifferente. Un altro passaggio, sono i numeri, sto leggendo 66, 67, adesso 69. Una volta incamminati ci scontriamo immancabilmente con l'uomo ferito. Oggi e sempre di più ci sono persone ferite. L'inclusione o l'esclusione di chi soffre lungo la strada definisce tutti i progetti economici, politici, sociali e religiosi. Ogni giorno ci troviamo davanti alla scelta di essere buoni samaritani oppure viandanti indifferenti che passano a distanza. E se estendiamo lo sguardo alla totalità della nostra storia e al mondo nel suo insieme, tutti siamo o siamo stati come questi personaggi. Tutti abbiamo qualcosa dell'uomo ferito, qualcosa dei briganti, qualcosa di quelli che passano a distanza, qualcosa del buon samaritano. Ecco la nostra libertà, fragile, ma chiamati a fare delle scelte. Di persone ferite potremmo fermarci, di fratelli e sorelle ferite ce ne sono tantissimi e tutti siamo sempre un po' feriti. Ci sono le ferite materiali di chi, ahimè, nell'aggressività imperante tante volte pure si incrociano, ma tante ferite spirituali, anche nelle nostre famiglie, e che facciamo fatica un po' a comprendere e a decifrare. E si parla di educazione, si parla in questi incontri, pensiamo a quanti ragazzi feriti. Sono appena stato a fare una visita al Burlo, questo ospedale pediatrico, vedere dei ragazzini delle medie che hanno disturbi alimentari, ragazzi feriti. Ragazzi delle medie che hanno tentato il suicidio, capite? Delle medie. Vengono i brividi a pensarle certe cose, ma sono ragazzi che magari vengono da nostre famiglie, noi diremmo proprio normali. Ragazzi che si fanno delle aspettative su loro stessi e sulla propria inadeguatezza, per la quale cominciano a soffrire prestissimo. L'altro giorno una famiglia mi diceva hanno preso un ragazzino di 14 anni in affido, combinava disastri, a scuola sta combinando ancora disastri, e l'insegnante dice a questa coppia che dicono ma noi abbiamo pochi anni più di lui perché sono una coppia giovane, e vanno alle udienze e gli insegnanti dicono ma perché si comporta ancora così? Adesso sta bene. E questi due giovani dicono come adesso sta bene? Lui è fuori dalla sua famiglia. Certo, adesso lui è contentissimo con noi, ma chi capisce che cos'ha nel suo cuore? Le ferite di essere fuori dalla
propria famiglia, di essere stato rifiutato, in questo caso rifiutato dalla sua mamma, no? Ma adesso sta bene, sì, sta bene. Ecco, allora, quanto potremmo fermarci su questo? La meditazione potrebbe continuare a lungo riflettendo su questa parabola. Io mi limito a invitare a riprendere il secondo capitolo di Fratelli Tutti con l'esito finale. Abbi cura di lui. Il samaritano dice all'albergatore: abbi cura di lui. E Gesù, al commento della parabola, afferma: chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Chi ha avuto compassione di lui? Va e anche tu fa lo stesso. Ecco, la fraternità è possibile. La fraternità è possibile. Dobbiamo crederci. È possibile. Anche se siamo in un mondo di individualismi, di egoismi, di aggressività, di solitudini. Ricordo quando ero parroco che andavo a benedire le case, entro in una casa di una signora e poi questa mi ferma e insomma continua a lamentarsi perché è sempre sola e i nipoti non vengono mai a trovarmi e così via. E allora ti propongo, ma guardi, se vuole possiamo venire a trovarla, se vuole possiamo anche portare la comunione, se vuole anche... No, io voglio i miei nipoti. Guardi, io non posso comandare i suoi nipoti. Vabbè, resto lì ancora un po', poi esco e non mi ero accorto entrando, nello spigolo dietro la porta, c'era, non so come si dice qua, un mattarello, quello per fare la pasta. E lì ho detto, ma come mai ce l'ha qua? Non si sa mai chi viene alla porta. E poi tira fuori una pistola e dice... E c'ho anche questa. E io ho detto, ma signora, ma non ho mai uno scacciacani. Solitudini, paure, relazioni faticose, pretendendole da una parte, respingendole dall'altra. Ecco, dentro questo contesto noi siamo chiamati invece ad allacciare fraternità, a insistere, a riprovarci ancora. Non è sufficiente credere in Dio, ma lo dice Fratelli Tutti, anche il sacerdote e il levita credono in Dio, ma non sanno vivere la fede e la fraternità. Qualche impressione dalla settimana sociale dei cattolici? Che le ideologie sono seduttrici. È quello che ha detto il Papa. A tale scopo rimangono fecondi i principi di solidarietà e sussidiarietà. Infatti un popolo si tiene insieme per i legami che lo costituiscono e i legami si rafforzano quando ciascuno è valorizzato. Ogni persona ha un valore, ogni persona è importante. La democrazia richiede sempre il passaggio dal parteggiare al partecipare, dal fare il tifo al dialogare. Ecco, mi sono piaciute queste espressioni, legami, creare legami. In un mondo dove si proclama, si vuole essere liberi, questa libertà porta a solitudini. Ci sono dei legami che rischiano di essere delle prigioni, ma invece ci sono dei legami fraterni, amicali, coniugali, filiali, e potremmo andare avanti. Il Papa ha svolto un lungo incoraggiamento a partecipare
E io penso che chi appunto ha vissuto, l'abbiamo sentito prima, l'esperienza della settimana sociale dei cattolici, ha vissuto un'esperienza di partecipazione, per cui non si è parlato semplicemente della partecipazione, ma ci si è sentiti coinvolti. Se guardiamo, riprendo delle altre parole del Papa, se ci guardiamo attorno vediamo tanti segni dell'azione dello Spirito Santo nella vita delle famiglie e della comunità, persino nei campi dell'economia, dell'ideologia, della politica, della società. Pensiamo a chi ha fatto spazio all'interno di un'attività economica a persone con disabilità, ai lavoratori che hanno rinunciato a un loro diritto per impedire il licenziamento di altri, alle comunità energetiche rinnovabili che promuovono l'ecologia integrale, facendo carico anche delle famiglie in povertà energetica, agli amministratori che favoriscono la natalità, il lavoro, la scuola, i servizi educativi, le case accessibili, la mobilità per tutti, l'integrazione dei migranti. Tutte queste cose non entrano in una politica senza partecipazione. Il cuore della politica è far partecipare. Queste sono le cose che fa la partecipazione, un prendersi cura del tutto, non solo la beneficenza, prendersi cura di questo, no, del tutto, prendersi cura del tutto. E un'altra sua espressione, non lasciamoci ingannare dalle soluzioni facili, appassioniamoci invece al bene comune. Non possiamo accontentarci di una fede marginale o privata, sono sempre espressioni del Papa. Ciò significa non tanto di essere ascoltati, ma soprattutto avere il coraggio di fare proposte di giustizia e di pace nel dibattito pubblico. Dobbiamo essere voce che denuncia e che propone in una società spesso afona e dove troppi non hanno voce. Tanti. Questo è l'amore politico. Che non si accontenta, e in questo sta citando Fratelli Tutti, che non si accontenta di curare gli effetti, ma cerca di affrontare le cause. Questo è l'amore politico. È una forma di carità che permette alla politica di essere all'altezza delle sue responsabilità e di uscire dalle polarizzazioni. Queste polarizzazioni che immiseriscono e non aiutano a capire e affrontare le sfide. A questa carità politica è chiamata tutta la comunità cristiana nella distinzione di ministeri e carismi, ma con passione civile. Ecco, nelle varie redazioni si sono dette tante cose, io concludo con 3 fatti rilevanti. Il primo segnale bello è stato che la settimana sociale, l'ho già anticipato, non ha parlato semplicemente di partecipazione, è stato un grande evento partecipativo, come anche abbiamo sentito nella clip. Sono scaturite tantissime idee e prassi, ancora dobbiamo rielaborarle, conoscerle, però sono tante modalità di partecipazione concrete, vissute, non ideologiche, perché le hanno portate le persone, perché immerse in quelle iniziative di partecipazione. E così il secondo fatto, i villaggi delle buone pratiche e le piazze della democrazia. Cioè la bellezza e fecondità delle nostre comunità capaci di approfondire, ragionare, confrontarsi e produrre buone e concrete pratiche negli ambiti più svariati. E questo è stato molto bello. Come delegati avevamo poco tempo da girare in questi villaggi, ma io un po' per necessità dovevo girare perché mi avevano invitato e non potevo non andare in questi stand.
ma veramente di una ricchezza enorme, di dire quante cose belle, certo da tante parti dell'Italia. Dunque la partecipazione e la fraternità sono possibili. E in terzo luogo cito quello che è avvenuto venerdì e sabato, che è una iniziativa che è nata a Trieste dal basso, cioè si sono autoconvocati degli amministratori che si sono ritrovati lì e hanno detto: ma perché non ci troviamo a parlare tra di noi? Rete di Trieste allora è questa iniziativa che si sono trovati venerdì e sabato a Roma in 400 da tutta Italia, amministratori di diversi partiti, ma con il desiderio che, siccome tutti si sono riconosciuti che il motivo per cui si sono messi a partecipare alla vita politica è stato a partire dalla dottrina sociale della Chiesa, dal Vangelo, anche se in partiti diversi, ritrovarsi insieme. Devo concludere. Ecco, mi pare che sia una cosa bella, cioè la settimana sociale dei cattolici, questa fraternità nella quale ci si ritrovava, ha fatto subito nascere qualche cosa di nuovo che non era nel programma della settimana sociale dei cattolici. E concludo allora con una citazione sempre del Papa a Trieste. Giorgio La Pira aveva pensato al protagonismo delle città che non hanno il potere di fare le guerre, ma che ad esse pagano il prezzo più alto. Così immaginava un sistema di ponti tra le città del mondo per creare occasioni di unità e di dialogo. Sull'esempio di La Pira, non manchi al laicato cattolico italiano questa capacità di organizzare la speranza. Questo è un compito vostro, di organizzare anche la pace e i progetti di buona politica che possono nascere dal basso. Ed è l'augurio che faccio anche a tutti voi. Ecco, dopo l'interessante relazione del Vescovo Trevisi, ecco, non si sentiva, scusate. Passiamo adesso la parola a Lucia Fronza Crepaz, che con poche parole appunto cercherò di descrivere. Diciamo che Lucia è qui con noi in qualità di persona che da sempre è impegnata nel sociale e nella politica. Arriva da Trento, è sposata, è madre di 6 figli e ha 10 nipoti. È laureata in medicina e ha esercitato per un periodo appunto l'attività di pediatra e poi ha lavorato a Roma. Ha sempre coltivato la sua passione per la politica, intesa come operare per il bene comune, in molti modi e anche a vari livelli, anche molto alti. Attualmente coordina i progetti di formazione alla cittadinanza attiva presso la scuola di preparazione sociale di Trento e da anni anche collabora a Città Nuova, una rivista, ha scritto una 50ina di articoli e ha anche scritto 2 libri. Ecco, lascerei adesso a te insomma il tempo appunto per la tua relazione. Allora, molto difficile parlare dopo Sua Eccellenza perché non è stata la sua una relazione dottrinale, sì, anche, ma come dire motivazionale, ecco, una relazione motivazionale. E leggendola Fratelli Tutti non si può che essere motivati all'azione.
mi sono scritta un po' di cose per fare qualche punto di cosa è stata per me la Fratelli Tutti. Credo che il dono più grande della Fratelli Tutti è proprio questa, e si capiva molto bene dalle parole di Sua Eccellenza, uno sguardo nuovo sull'attualità. Cioè questo scritto, questo messaggio, questa motivazione ci dice di non metterci dalla parte della notte, ma di scegliere l'alba. Non per dire che non c'è il buio, è molto descritto il buio, ma per dire che dopo la notte c'è sempre l'alba e chiama noi, soprattutto noi, a dire l'alba verrà, l'alba viene, l'alba la possiamo anticipare. E perché il Papa dice così? Perché lui ci dice questa non è una crisi, come dire, che non avrà soluzioni. Lui parla già da tempo che questa è un'epoca di cambiamento, un cambiamento d'epoca. Quindi non un'epoca di cambiamento, come dire, ma sì, qualche riforma e ce la sfanghiamo. No, è un cambiamento d'epoca. E se penso a un po' di tempo fa, quando qualcuno diceva bisogna rinnovare, bisogna riformare, era tutto così tetragono che era impossibile immaginare il cambiamento. Ma oggi, in questa notte profonda, in questa crisi profonda, il Papa dice è un cambiamento d'epoca. La società, qualcuno dice, non è neanche più liquida, ma è gassosa. Bene, qui è più possibile creare il nuovo, e lo abbiamo visto a Trieste. Cioè non è una illusione dell'alba, ma è immaginare che se noi abbiamo il coraggio di osare, di fare i cambiamenti, c'è lo spazio per farli. E mi viene in mente Sant'Agostino che, parlando dei primi cristiani, diceva: non si sono occupati di far crollare l'impero romano, hanno costruito un'altra società che lo ha sostituito. E del vecchio mondo, io aggiungo, hanno sfruttato le positività, le strade, l'assenza di confini, i mezzi di comunicazione. Ecco, noi non dovremmo essere i protagonisti di riforme, ma essere quelli dei cambiamenti epocali. Quindi, primo punto, primo dono della Fratelli Tutti è mettersi dalla parte dell'alba, essere noi le sentinelle che dicono l'alba viene. Secondo punto, dono della Fratelli Tutti. Alla radice delle grandi domande di oggi, dice Papa Francesco, è possibile scorgere un elemento che le accomuna tutte, cioè la mancanza di comunione fra gli uomini, che diventa difficoltà di convivenza interpersonale, sociale e politica. La disuguaglianza diventata ormai strutturale, che attraversa tutti i mondi, dal nord al sud. La difficoltà di avere davanti agli occhi le generazioni future, la mancanza di spazio per le minoranze e per le diversità, il problema della violenza scelta come mezzo per risolvere le questioni personali, le questioni di famiglia e di politica internazionale. Il bisogno non rimandabile di affrontare la crisi del welfare. Io lavoro nelle carceri e è chiaro che le carceri sono il risultato di un welfare che non funziona, perché troviamo persone con disagio mentale, tossicodipendenti, stranieri, cioè tutti quelli che non ce la fanno, non trovano più risposte, li mettiamo in carcere. Ecco, al cuore di problematiche così apparentemente frastagliate, la Fratelli Tutti ci dice che è evidente il comune denominatore, la mancanza di comunione fra gli uomini. Allora, questa nostra vocazione di essere persone di comunione
essendo figli di un Dio comunione, non ci allontana dai problemi, ma ci mette esattamente al centro, ci fa protagonisti, avendo in mano una possibile soluzione. Quindi questo appello di essere persone di comunione, perché siamo frutto di una comunione e possiamo essere iniziatori di comunione, ci mette esattamente al centro dei problemi. La persona umana è una realtà aperta all'altro, sta bene solo con gli altri, compie la sua bellezza solo nella comunità. C'è una denuncia chiara dentro la Fratelli Tutti. L'homo economicus, il paradigma antropologico su cui si è costruita la modernità, l'individuo appunto che pensa solo al suo bene e ad accumulare ricchezza, la società, la crescita della società letta solo attraverso il PIL, cioè monetizzata, non può reggere, ha fallito, perché non è questo il timbro tipico della persona umana. C'è una Margaret Mead, un'antropologa, negli anni 60 negli Stati Uniti, che risponde a uno studente che gli chiede: ma se lei dovesse dire quando è nata la società umana, che cosa direbbe? E lei non ha parlato di selci, di terracotta, di macine di pietra, ma ha parlato di un femore rotto, poi guarito. E l'antropologa dice: nel regno animale, nel branco, il femore rotto vuol dire che sei spacciato, perché il branco va avanti e tu sei lì. In un rilevamento paleontologico si è trovato un femore rotto e rinsaldato. E l'antropologa dice: lì è nata la società umana. Perché? Perché non solamente questa società umana ha cacciato insieme, ma ha cacciato per. E lei dice: lì è nata la società umana. Cioè la tipicità antropologica della persona è il per. Allora, come dire, la capacità di lettura che possiamo avere noi, perché siamo coscienti che siamo stati amati e che possiamo essere noi stessi solo se amiamo, ci dice che questa lettura è quella che può rispondere alla crisi del mondo. Allora, il costruire comunità, belle comunità, che è la nostra specialità, deve diventare la nostra specialità. Se prendiamo sul serio il Vangelo, ci mette esattamente dentro fino in fondo nel nostro tempo, come direbbe Paolo VI, per conoscerlo, amarlo e servirlo. Poi, visto che siamo persone che vogliono prendersi su questo mondo e, come dire, dargli delle possibilità, la domanda prima che ti viene è: ma da dove iniziare? E la Fratelli Tutti è molto chiara, perché dice che non basta una spiritualità di comunione, ci vuole una cultura di comunione. Cioè testa, cuore, anche un po' di pancia, perché anche quella aiuta, e mani. Testa, quindi una cultura di comunione, quindi sapere, studiare quello che è questa antropologia di uno che ha ricevuto un timbro di comunione. Allora, Papa Francesco dice: da dove iniziare? Papa Francesco, parlando il 26 maggio del 19 ai cittadini di Roma, ha aggiunto a braccio queste parole: questo è il compito di un cittadino, essere artigiano di fraternità e di solidarietà. Allora, da dove iniziare? Dall'essere artigiani di fraternità e di solidarietà. Allora sono andata a vedere che cosa è l'artigiano. Treccani è un buon libro su cui ci si può fidare. Allora, leggo: l'artigiano
è colui che esercita un'attività anche artistica, si parla di bellezza. La nostra società ha un estremo bisogno di produzione di bellezza. Quindi l'artigiano è colui che esercita un'attività anche artistica, è colui che produce o anche ripara i beni con il suo lavoro manuale, senza lavorare in serie, generalmente in una bottega sua. Cioè una dimensione di impegno quotidiano, coinvolgente, che segue il prodotto dall'inizio alla fine e che ha sempre presente il destinatario dell'opera. Questo è lavorare per la fraternità. C'è quindi una dimensione personale che ci compete, che è la base necessaria per costruire delle comunità belle, che accolgano, inclusive, dove ognuno. Il mio parroco mi raccontava che lui era uno bullizzato nella sua scuola e a un certo punto qualcuno gli ha detto di andare all'oratorio e dice: io non mi ricordo niente di quello che mi hanno insegnato, mi hanno accolto e adesso sono qui. Quindi questa dimensione dell'accoglienza quotidiana, capace di inclusione. Allora, qual è questa dimensione personale? Sapere che Dio ci ha amato e abbiamo un disegno, un grande disegno da tirare fuori. Dobbiamo sapere che se siamo in vita non può rimanere il mondo così come lo abbiamo trovato. Noi abbiamo un grande disegno dentro di noi e lo dobbiamo tirare fuori nella nostra quotidianità. Un altro dono che ci fa la Fratelli Tutti, uno sguardo nuovo verso di noi, verso quello che sentiamo, verso il nostro carattere, perfino i nostri pallini sono importanti, le nostre passioni, il nostro fisico proprio così com'è, i nostri limiti. Tutti questi sono mezzi che Dio ci ha dato per realizzare quel grande disegno che ha posto dentro di noi. E che cosa ci dà questa consapevolezza dell'amore di Dio? Che abbiamo una storia da raccontare. E che cosa ci dona anche? Che se dentro di noi c'è un grande disegno, il fratello che io incontro, in qualsiasi momento della sua vita sia, io lo sto sperimentando nel carcere, ha un grande disegno, che a volte non si vede, a volte è nascosto, ma noi dobbiamo essere quello specchio che riflette e dice col nostro sguardo: tu hai un grande disegno. Poi abbiamo le nostre famiglie, altro luogo dove sviluppare e capire cos'è la fraternità. Quando con mio marito, avete sentito che abbiamo 6 figli, qualcuno ci chiede: ma 10 nipoti, come avete fatto con 6 figli? Devo dire che abbiamo cominciato con delle buone teorie educative, poi man mano che i figli aumentavano e che il caos in famiglia aumentava, no il caos, ma insomma le cose da fare, e perdevamo le teorie. Ma una ci è rimasta, quella di saper ricominciare sempre, di dire ai nostri figli che è sempre possibile ricominciare. Figlio, figlia, questa porta sarà sempre aperta per te. Così come abbiamo sperimentato dentro i tanti nostri fallimenti che Dio ci dava sempre la possibilità di ricominciare. Quindi le nostre famiglie sono quel luogo dove si impara la fraternità, dove si impara a ricominciare, dove si impara che c'è sempre lo spazio per il domani. E dove? A tavola. Prendiamoci un pasto, ma quello senza telefonini e senza televisione, ma adesso la televisione va un po' meno di moda, è il telefonino quello che... E stiamo lì concentrati a capire cosa ti è successo oggi, o magari cominciando noi, perché c'è un'età in cui se tu chiedi ai figli cosa ti è successo oggi non rispondono. Se invece cominci tu,
c'è l'abitudine poi a leggere i fatti, ad aprire il nostro angolo. Magari noi lo abbiamo fatto ed è sempre stata un'esperienza fruttuosissima, a vedere il bilancio familiare e a dire che spazio c'è per l'altro dentro il nostro bilancio familiare. Sono sempre state esperienze bellissime. Stare riuniti a tavola è una bella scuola di fraternità. E chiudo con la dimensione politica. Ne ha parlato eccelsamente Sua Eccellenza, ma vorrei dire alcune cose. La fraternità ci chiama appassionatamente a partecipare dentro la comunità dove viviamo. Guardate, ci sono pagine bellissime sulla politica e a un certo punto Papa Francesco qualifica la politica e dice che bisogna lavorare per una politica migliore. Non dice la politica ottima, non dice, dice la politica migliore, quella che possiamo fare oggi. E chiudo con una consapevolezza che sempre di più mi è chiara. Ci è chiara, sia ai politologi ma anche a noi che cerchiamo di, sviluppare cittadinanza fra le giovani generazioni, ma anche fra le famiglie, fra le parrocchie, eccetera. Una volta la democrazia, quella del suffragio universale, per cui tu delegavi qualcuno a far politica per te, andava bene. Nel dopoguerra andava bene, avevamo tutti la stessa povertà, eravamo, i nostri bisogni erano praticamente uguali per tutti. Adesso quella delega non basta più. Allora, teniamocelo il suffragio universale, teniamocela la delega, ma c'è bisogno che noi partecipiamo, c'è bisogno che noi facciamo politica, scopriamo la nostra vocazione politica, ma non inventandoci ruoli, no, la mamma di casa, il maestro, l'infermiera, la pediatra, il parroco, ognuno ha un filo di democrazia da tessere e solo così la democrazia rappresentativa ce la farà, altrimenti è un'illusione governare le situazioni. C'è un principio molto bello della dottrina sociale della Chiesa che parla della sussidiarietà, cioè qui c'è il bisogno, il cittadino esprime un bisogno, la comunità più vicina al cittadino cerca di rispondere, se non è possibile questa risposta si passa al livello istituzionale superiore. Non basta più, c'è bisogno di una sussidiarietà circolare, dove il politico, il funzionario, l'amministratore e il cittadino, singolo o associato, l'imprenditore, la scuola, ogni componente della città si mette insieme perché è lo sguardo multiplo che può entrare nella complessità dei problemi che oggi abbiamo e insieme si cercano le risposte, si danno le priorità e poi c'è la responsabilità dell'amministratore che decide, ma che se decide qualcosa di diverso da ciò che abbiamo detto, viene e dice il perché. E guardate, io lavoro spesso nei processi partecipativi, se l'amministratore ti dice di no, ma tu hai partecipato, sei anche capace di accettare quel no, giustificato. La partecipazione non si fa che il sindaco viene a spiegarti il bilancio il giorno prima di approvarlo e tu magari dici ma io avrei un'idea, ma ti dice lo approviamo domani. Che cosa fa il cittadino che è venuto a sentire? Non viene più, perché dice non c'è potere sul tavolo. Quindi c'è proprio da cambiare l'amministratore, il legislatore, il cittadino che con i suoi bisogni viene, apre la sua mentalità, perché magari tu vai per la tua lampadina, ma ti accorgi che la strada vicina ha bisogno della fognatura e quindi fai un salto di qualità nella tua capacità politica. Ecco, qui, guardate, non sto parlando di utopia, sono cose che anche a Trieste l'abbiamo sentito.
Sono cose che noi, quelli della comunione, dobbiamo portare avanti. La democrazia non è una serie di regole, ci siamo sbagliati, abbiamo pensato che avevamo le regole giuste e potevamo andare avanti. La democrazia è un processo, altrimenti non regge. Avete visto i pericoli che è la democrazia? Allora, tiriamoci su lì dove siamo, non dobbiamo inventarci nel condominio, nella strada, dovunque siamo. Abbiamo un filo democratico. Io li ho visti i cittadini che entrano dalla porta nei processi partecipativi dicendo ma si siedono, gli fai delle domande precise, gli poni dei problemi del quartiere e tirano fuori delle idee che gli amministratori dicono ma come non ci abbiamo pensato? Provate voi a dare a una serie di casalinghe o di pensionati da suggerire l'iter di un tram. Splendide risposte, altro che gli urbanisti. Ma non, guardate, non per banalizzare, perché ci vogliono sul tavolo anche i competenti, ci vogliono, ma ci vuole anche lo sguardo di chi dentro la città. Certo, quando lo spiego ai bambini delle elementari, e qui chiudo, io gli dico, sapete che cos'è fare la democrazia? È passare dal guardare al vedere. Guardare è uno sguardo che... Vedere è accorgerti. Dal ascoltare, ascolti, al sentire. E poi anche gli dico, dalla rabbia, che è monocolore, cioè uno ti dà un calcio o vedi qualcosa che non va nella politica, ti arrabbi e dai un calcio ancora più forte, alla indignazione, che non è monocolore, è l'arcobaleno. Perché? Perché ci vuole la testa, ci vuole il cuore, un po' di pancia e le mani. E così si fa politica. Grazie Lucia per le tue riflessioni e per che ci aiuteranno anche appunto nella nostra quotidianità. E apriamo adesso direi la possibilità appunto di porre domande. Chi avesse piacere di qualche chiarimento, di qualcosa da chiedere, ben volentieri. Tra noi c'è Gianluigi che passa con il microfono e ve lo può lasciare. Ecco, eventualmente. E ci sia una domanda in fondo, eccolo lì, sì. Magari diciamo il nome e cerchiamo anche di essere un po' concisi nel porre l'interrogativo. Sì, Valentini. Io mi sono segnato questa frase, sì la disperazione di questo tempo. Beh, io penso che ogni tempo abbia avuto la propria disperazione. Lei ha citato, per esempio, che sono partiti in questa settimana a Roma 400 politici per trovare degli significati e degli accordi in ambito politico. Sì, perché ultimamente c'è un forte scollegamento tra la partecipazione democratica e le istituzioni. C'è sempre meno gente che va a votare. Io penso che anche un male di questo tempo, cioè che se la democrazia deve essere questa partecipazione, no? E soprattutto se uno non va a votare i propri rappresentanti, la propria democrazia che dentro la processa che c'è stato questo suffragio universale, questo è uno dei mali molto gravi di questo tempo. Se la gente non partecipa al voto, a partecipare a questo che è la prima forma di democrazia, come posso dire, c'è questo disordine anche morale che viene avanti sulla società. Grazie Valentino. Danilo? Chiedo scusa, un po' qualche difficoltà di udito, scusate, gli anni passano anche per me.
ha messo in evidenza la questione della partecipazione alla democrazia, effettivamente è un grosso problema insieme a quello del senso della comunità oggi che si è così un po' sfrangiato, si è reso un po' più difficile. Intanto non so se volete interagire a questo primo interrogativo, a questa prima domanda. Io penso che la luce si accende con altra luce. Se tu hai tutte le candele spente non se ne accende neanche una, ma se ne hai una accesa allora puoi andare avanti ad accendere tutte le altre. È vero che c'è tanti indici ci dicono che la partecipazione nel nostro mondo, un po' in tutto il mondo, ecco, in tutte le culture, siamo in una fase un po' depressiva, cioè dove ci si misura con la fatica, l'inefficacia, a volte anche un pochino la superficialità, per cui dire sono tutti uguali, non conta nulla, un po' frasi un pochino fatte. Ecco, io penso come reagire, cosa fare, io penso serve che qualcuno invece accenda qualcun altro e allora diventa che anche in questi giorni ho incontrato degli anziani che sono rimasto ammirato per la vitalità, per la capacità di mettersi in gioco, che forse persone più giovani non hanno. Ecco, la partecipazione comporta un coinvolgimento e comporta anche qualche ferita. Lo faccio descrivendo una fotografia famosa. A Trieste c'è la mostra fotografica di Steve McCurry. Una delle sue fotografie più famose, che lo avevano rilanciato come uno dei più grandi fotografi, è quella che durante i monsoni in India lui doveva fare delle fotografie. E prova a farle, c'era tutto allagato, tutto alluvione, e lui resta sugli argini e dagli argini cerca però non era la prospettiva giusta. A un certo punto va su una barca e lì le cose, ma non era ancora la prospettiva giusta. Allora prende quegli stivali da pescatori, no? Per cui che gli arrivano fino al petto, ma se voi cercate Steve McCurry immagini con la macchina fotografica, lo vedete, lui con la macchina fotografica sulla testa ed è nell'acqua fino al petto. E però cosa succede? Succede che ha un prezzo, che poi l'acqua ti entra e ti bagni. E tutte le sere c'era un'operazione fastidiosissima: togliersi le sanguisughe che gli si erano attaccate. Ecco, quel coinvolgimento che è l'essere dentro, questo vale anche per la Chiesa, è una pastorale nella quale tu non stai protetto sugli argini e neanche sulla barchetta, ma ti metti dentro e ne porti anche il prezzo e le ferite. Lui ha fatto quella famosissima fotografia di quell'uomo, quell'indiano, con la macchina da cucire e qualcuno gli grida girati che ti fotografi, e lui gira e abbozza un sorriso, ma che è un sorriso che... e lui cerca di descriverlo. So questo perché mi avevano regalato un libro di fotografie, io lì ho scoperto, ma dove lui spiegava come le aveva... Ecco,
Ecco, io penso questa, la partecipazione, possiamo scrivere dei libri, ma quando la sperimentiamo, che magari non abbiamo risolto i problemi del mondo, magari non ci hanno dato ragione alle nostre idee, come prima abbiamo sentito, però sei stato coinvolto dentro un processo e magari hai anche capito le fatiche, i problemi, magari sei rimasto anche della tua idea, però ti sei sentito parte, dentro. Certo, non può essere sempre deludente, per cui inefficace, per cui hanno già deciso tutto, per cui allora è inutile. Io penso che lo traduciamo, allora, perché stiamo parlando della partecipazione e della fraternità, del fratelli tutti in una dimensione politica, ma anche il suo risvolto ecclesiale. Gli indici di partecipazione non sono scarsi soltanto per le elezioni, ma anche dentro le nostre realtà ecclesiali. E questo allora ci deve portare a non tanto a puntare il dito soltanto, ma a renderci conto come siamo dentro un tempo che richiede una fantasia, un coraggio, iniziative, esempi, dove la partecipazione non può essere quella stressata, di persone che lo fanno per dovere, che lo fanno semplicemente perché non c'è nessuno che lo fa e allora lo facciamo un po' con rabbia e risentimento. Si può fare anche il catechista con risentimento e non so se riusciamo a trasmettere tanto quello che poi è. Ecco, e così anche negli altri ambiti, riuscire a ritrovare uno stile evangelico di quel fermarsi accanto al ferito, e uno stile evangelico che porta anche poi, l'avevo accennato, ma l'Evangelii Gaudium ha di quelle pagine stupende, che porta al festeggiare, anche al festeggiare la fraternità, al festeggiare la comunità, la partecipazione. Altrimenti diventa che lo facciamo con risentimento, giudicando e condannando gli altri che non ci sono, e questo non li invoglierà certamente a venire. Ecco, il tema della partecipazione scadente, frustrata, stentata è enorme, non abbiamo la ricetta, però forse un po' più di partecipazione bella, dove anche si racconta. Ecco, mi è piaciuto molto quell'essere a tavola e raccontare. E raccontare quello che si è vissuto, quello che si è incontrato, quello che si è sofferto, e penso che questa possa essere una modalità che può dare qualche frutto. Ecco. Già è detto tutto, ma io penso che bisogna meritarsi il voto della gente. Cioè bisogna che rendiamo edotti i politici che il voto non è scontato, bisogna meritarselo. E forse adesso la prima forma di partecipazione non è il voto, è un po' troppo complicato e c'è una regia, secondo me, per far vedere che la politica sono tutti uguali. Un po' di regia c'è nel offuscare e dire tutti i topi sono grigi. Io penso che dobbiamo con fantasia trovare modi nuovi di entrare nella democrazia, cioè per esempio la formazione. Io non so se noi siamo responsabili della formazione che abbiamo ricevuto. Noi abbiamo un'antropologia, una capacità di entrare dentro i processi democratici come cristiani che non sfruttiamo.
Cioè, e noi come scuola diocesana, la scuola mia, insomma, dove lavoro io, è una scuola diocesana. Il nostro vescovo ha detto: non mi interessa che dite che è una scuola diocesana, a me interessa che voi con queste idee entriate nelle scuole, nei comuni, nelle comunità di valle. Non mi interessa che abbiate l'etichetta. Andate a 360 gradi e offrite la vostra cultura. E ne abbiamo di cultura, ne abbiamo, anche solo spiegare la sussidiarietà circolare. Guardate che gli amministratori, un bambino delle elementari, dopo la nostra lezione dal sentire, vedere, sentire e l'indignazione, viene la volta dopo e dice: ho fatto anch'io il cittadino attivo. Guardate cosa è successo. Andava al parco e si è accorta che il lampione era acceso. E dice: come? È giorno e il lampione è acceso. Allora si è ricordato che doveva andare dal sindaco a dire che il lampione è acceso. E il sindaco è andato poi col messo comunale e ha visto che il relè era, insomma, quello che fa spegnere quando c'è la luce. Quel bambino là non se lo dimenticherà più che lui ha aiutato il sindaco a fare bene la sua parte. Ecco, questa formazione alle micro partecipazioni, poi arriveranno anche a votare. E ecco, allora, abbiamo una cultura da spendere, dobbiamo, come dire, trovare i luoghi dove spendere questa nostra cultura. Pensiamo per esempio a tutto l'argomento della sessualità. Tutta la capacità che abbiamo noi di dire che cos'è l'amore, che cos'è la indissolubilità non l'indissolubilità del matrimonio cattolico davanti a, proprio l'indissolubilità del legame, di dire ti sono fedele nella buona e nella cattiva sorte. Pensate che cos'è spiegare ai bambini la nostra, come dire, dimensione dell'amore, e non abbiamo il coraggio di mettere giù un progetto e andare nelle scuole e dire: veniamo a fare educazione sessuale. Dico così, idee. Ecco, mi piacerebbe che noi avessimo più il senso di tutta l'immensità culturale che abbiamo da offrire a questo mondo, che ha bisogno che qualcuno accenda la luce. Grazie. Se c'è qualche altro intervento, qualche altra domanda. Buonasera. Allora, grazie perché mi avete fatto risentire i miei 16 anni, quando a 16 anni, nei prime idee nuove di voler realizzare qualcosa, di sentire quello che hai dentro nella tua mente, nel tuo cuore, nella tua pancia, quando lo trasmetti agli altri e vedi che gli altri lo condividono con te, e ritrovare lo sguardo e la partecipazione del sorriso è una cosa bella. Ritrovarlo stasera anima ancora di più, perché sentire persone così brave, grazie, solo questo, grazie. Grazie, una risonanza delle due relazioni di questa sera. C'è un'altra domanda in fondo, Gianluigi, in fondo lì a destra. E vorrei chiedere sia al Vescovo che a Lucia se da Trieste, oppure anche nell'esperienza delle scuole di formazione che lei frequenta, c'è stata qualche idea di buona prassi per rivivificare
le comunità di base, le comunità cristiane in questo senso, nel senso della partecipazione. E mi riferisco ad alcune cose che mi pare di vedere. In questo momento mi pare che le comunità siano un po' disorientate, un po' depresse in qualche modo, e ci si rifugia magari nell'idea di andare a messa e di osservare un po' così la tradizione. Sì, mi pare che le candele, non ci sono tante candele accese, insomma, in questo momento nelle nostre comunità. Ecco, volevo sapere se ci c'erano state delle accensioni particolari, ecco, in questo senso. L'esperienza della rete di Trieste, dicevo, si è accesa subito quella candela di persone impegnate e a volte magari anche con qualche sofferenza, perché non sempre magari anche come comunità cristiana sappiamo capire alcune fatiche di chi si impegna per il bene comune, perché siamo in un tempo nel quale si è facili a giudicare, a condannare, a vedere le incoerenze e non magari tutta la fatica che uno ha fatto per cercare di portare avanti in certe direzioni il bene comune. Io penso che c'è anche come comunità cristiana l'incoraggiare chi si adopera per il bene comune, e non soltanto quelli che sono magari un pochino più vicini al tuo orientamento politico, ma capire che ci può essere anche qualcuno che è motivato sinceramente anche se ha un'altra appartenenza. Ecco, dire le iniziative, ne sono saltate fuori tante, e davvero in tutte, in quello che ancora deve esserci un po' restituito dopo, perché i tavoli della partecipazione erano tantissimi, e allora c'è questo lungo elenco di buone pratiche della partecipazione, ma che davvero è la gamma intera della vita e dei rapporti, che toccano tutte le generazioni, cioè tutte le età, tutte le fragilità, tutti i problemi grossi che ci sono nella società, nel mondo, cioè devo dire dal lavoro alla scuola, al carcere, a tutto quanto. Ecco, e per cui buone pratiche di partecipazione dove... Qual era la differenza? Secondo me è quella che qualcuno, cioè lì certamente sì, ogni diocesi ha mandato alcuni delegati, c'erano tante luci accese, ecco, cioè c'erano tante persone appassionate che hanno trovato le motivazioni per cui c'era chi a livello più sociale, per i disabili, piuttosto che per gli anziani, c'era chi a livello educativo, chi dentro invece la formazione. Ecco, ho detto una gamma vastissima. Il bello è che nell'esperienza di Trieste è che lì invece tante luci accese c'erano. Certo, da ogni diocesi hanno scelto delle persone ad andare lì motivate, è evidente che non è diciamo così, il paesaggio normale che si vede normalmente. Io penso che siamo chiamati un pochino tutti però a riaccendersi. Prima dicevo, ho ascoltato degli anziani che la loro luce accesa era questa, che il parroco ha lanciato, cioè tutto, insomma, anche nella diocesi, ma insomma, la vicinanza anche alle persone anziane e nelle case di riposo. E l'esempio che io facevo, anche questo appunto da persone, andavo in giro, e io ero arrivato nuovo, e persone che dopo ti dicevano
e venivo messa tutti i giorni e adesso non posso più uscire, non posso. E dicevo, ma come? Questi andavano a messa tutti i giorni e adesso non gli portiamo neanche la comunione, neanche la domenica. Ecco, allora ho rilanciato un po' questa cosa e allora alcuni parroci l'hanno proprio rilanciata nella loro parrocchia e questi già anziani si sono messi e loro raccontavano come hanno cominciato ad andare in una casa di riposo, un po' tetra, triste, e raccontavano che noi però portavamo Gesù e qualcuno ha cominciato, perché poi dopo ci si fermava a chiacchierare. Insomma, all'inizio erano in pochi, poi se ne sono aggiunti altri. Adesso non è più così tetra, adesso è gioiosa. Degli anziani. Ma loro sono luci accese. Ecco, allora, è una partecipazione piccola di una casa di riposo tetra, che invece adesso ci sono delle relazioni gioiose e ci sono delle persone che aspettano quel momento. E chi ha letto Il Piccolo Principe sa bene il rito dell'aspettare e del darsi l'orario e dell'aspettare che arrivi il giorno con l'orario. No? Ecco, anche questo è un legame e anche questa è una partecipazione. Ecco, io ho colto questo dai tantissimi tavoli, le iniziative le più diverse, punto di vista ecologico, ambientale, non so, ecco, dal punto di vista educativo. Allora, l'importante non è, cioè di problemi ne avremo tantissimi sempre e non saremo mai capaci di arrivare a rispondere a tutto, ma l'importante è che ci siano persone accese, che partecipano e come il samaritano che coinvolgono anche l'albergatore. Ecco, poi una cosa o l'altra, ripeto, sono davvero tante, lo facciamo con le forze che abbiamo. Io, anche i preti, però, ripeto questa cosa, Gesù non ha guarito tutti gli ammalati, tutti i ciechi, tutti i paralitici, tutti i leprosi, non li ha guariti tutti, ma non si è girato dall'altra parte quando qualcuno andava. Noi non abbiamo la presunzione che con la nostra partecipazione, la nostra buona volontà arriviamo a stravolgere tutto. Siamo chiamati a vivere la fraternità, siamo chiamati a vivere un po' di Vangelo, questo sì. E dunque, se noi siamo un po' accesi, magari si accende anche qualcun altro. Se per qualche motivo quello non si accende e a volte ha delle ferite, quel ragazzino 14enne a scuola continua a prendere ancora tante note. Sì, però questi genitori, genitori affidatari, che dicevano ma dovresti vedere com'è bravo a far da mangiare. O tante volte ci prepara lui da mangiare. E poi si è messo a tagliare i capelli. Abbiamo il bagno pieno di capelli, vengono i suoi amici e lui gli taglia i capelli. Ha trovato qualche cosa di bello in cui riesce a partecipare, ma lo vogliono bocciare. E sì, questa fatica, no? Sì, però questi insegnanti, se andate allora, diceva questa giovane signora, siamo arrivati a scuola 5 minuti dopo, è vero, è colpa mia, abbiamo trovato un ingorgo di traffico, però l'insegnante l'ha tenuto fuori 2 ore in corridoio perché è arrivato 5 minuti in ritardo.
con una situazione di fragilità che tutti conoscono. Ecco, allora, ovunque, non voglio parlare male dell'insegnante, ho detto che sono rimasto come insegnante per tutta una vita e con tanta passione, molto bello. Però ecco, a volte c'hai anche ragione, la regola, ma la regola non salva nessuno. La regola serve per un valore. Ecco, persone che si accendono nel lavoro, che si accendono nella parrocchia, che si accendono e accendono altri nel bene pubblico, che è anche me la ricorderò sempre, quella di quel bambino che c'è la luce accesa. Quante volte abbiamo badato a cose che non andavano e abbiamo brontolato, ma non ci siamo mossi. Non con cattiveria, ma come qualcuno che partecipa. Beh, questo può essere bello. Una parola sola aggiungerei, noi ci siamo dati 10 anni di tempo per vedere i frutti della nostra scuola, perché c'è anche il tempo, perché la foresta che cresce ci mette un po', l'albero che cade casca giù e fa tanto rumore. Noi ci siamo dati 10 anni e ci siamo impegnati per creare cittadini nuovi che anche voteranno. Ma buttiamo il seme generosamente e anche coltiviamo, anche sudiamo, a volte piangiamo, però ci siamo dati 10 anni. Sono le 10:30, credo sia opportuno concludere. Io farei un grande applauso ai due nostri relatori questa sera. Suggerisco solo un pensiero, io ero venuto qui un po' come l'avvocato del diavolo, perché dicevo sì, è vero, parliamo di comunità, di comunione, ma sappiamo tutti, un po' come è emerso anche da qualche intervento, che viviamo la fatica della comunità, la fatica della partecipazione, la fatica della democrazia. Però questa sera torno a casa con questa idea, con questa immagine, che è inutile star lì a lamentarsi del buio che c'è, delle fatiche, delle notti che ci sono, quanto piuttosto cercare di schierarsi dalla parte dell'alba, dalla parte della luce, e quindi cercare in quello che è il nostro contesto di porre dei segni, di gesti, di comunione, di partecipazione attiva nel contesto politico, quello che ci riesce, quello che siamo capaci da fare, ma si tratta, e concludo veramente, di una scelta epocale questa, perché forse è proprio quanto ci viene chiesto in questo momento storico, saperci schierare, decidere a favore della comunione, nonostante la notte che è molto forte e molto alta. Richiamo velocissimamente i prossimi appuntamenti della settimana sociale. Mercoledì 19, la seconda serata, ci sarà la messa a Pieve di Soligo alle 18:30, presieduta dall'amministratore diocesano Monsignor Martino Zagonel, in memoria del beato Giuseppe Toniolo. A seguire alle 20:30, appunto la seconda serata, la seconda conferenza, le sfide della scuola, dalle nozioni alle relazioni, con Barbara Baffetti e Don Maurizio Girolami. E infine venerdì 21, alle 20:30 a Oderzo, i volti della fragilità verso una società inclusiva, con Paola Ortolan e padre Giuseppe Riggio. Questo è un po' il programma delle prossime 2 serate. Ricordo ancora, uscendo, potete consegnare il questionario che vi è stato consegnato all'inizio, potete portare a casa una copia dell'azione, il cui primo piano è dedicato proprio alla settimana sociale, con delle interviste a dei membri del comitato organizzatore della settimana sociale, appunto Andrea Conficoni e Paola Pagotto, oltre che a Don Andrea Forest come introduzione alla settimana. Inoltre, e concludo veramente, ci sono le brochure per il premio Toniolo 2025 sul tema La vita in pienezza, essere dono al prossimo e pellegrini di speranza nella società del nostro tempo. È un tema, quello del premio Toniolo 2025, che si connette molto bene con la settimana sociale che stiamo
attraversando e che stiamo vivendo. Grazie alla Tenda TV che ci ha ripreso e a tutti gli amici che ci hanno seguito da casa. Grazie ancora a tutti, buona serata e buon ritorno nelle nostre case e famiglie.